né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Radio Padania Libera, la radio con il bollino verde. Allora, l'inquadratura intanto dalla regia, e rieccoci qua. Allora, avete presente, chi sta guardando la diretta adesso in questo momento su Facebook o su YouTube, questo libro, Il caso Genchi, storia di un uomo in balia dello Stato, di Edoardo Montolli, che tra una mezz'oretta sarà con noi insieme ad Asus Marzouk per parlare della strage di Erba. Ebbene, parla Gioacchino Genchi e ora racconto tutto. E il tutto era veramente tanto. È un libro che ha un volume, come potete apprezzare, notevolissimo. È alto così, ma è un libro alto così pieno di fatti e di dati e di storie interessanti. Il libro di Edoardo Montolli fu edito da Aliberti Editore. Il capitolo 48 ci fa conoscere una persona che noi conoscevamo, vale a dire il magistrato Vincenzo Barbieri, direttore generale dei magistrati al Ministero della Giustizia, posto chiave per le nomine, che rimane dal precedente governo di centrodestra anche con il governo Prodi. A un certo punto, intercettato per alcune vicende, il magistrato Barbieri parla con Achille Toro, anche lui magistrato di primo ordine della Procura di Roma, nominato nel governo Prodi capo di gabinetto al Ministero dei Trasporti. Parlano di correnti giudiziarie. Barbieri informa Toro che un comune amico magistrato, Ettore Ferrara, sarà nominato capo di gabinetto al Ministero della Giustizia sotto Mastella e dice: qualche apicale bisogna darlo certamente a tutte le altre aree, ma tutti i livelli inferiori bisogna cercare di mantenerli tutti i nostri. Il linguaggio colpisce moltissimo anche l'intercettatore Genchi. I due parlano delle disavventure giudiziarie del magistrato Toro, che era finito indagato a Perugia per la vicenda consorte, la scalata Unipol, poi ne uscì brillantemente con un'archiviazione. Il giorno in cui il giornale pubblicava l'intercettazione mai trascritta tra Fassino e consorte, quella dell'Abbiamo una banca, e qualcuno allungava sospetti sulla Guardia di Finanza che aveva avuto le intercettazioni in mano, appunto, Toro era stato iscritto sul registro degli indagati, poi finirà in nulla sostanzialmente. Ma la conversazione fra Barbieri e Toro è importantissima, interessantissima alla luce dell'attuale vicenda Palamara, CSM, nomine, correnti, eccetera, perché verrà chiamata da qualcuno la Pax Mastelliana, cioè bisogna fare un organigramma preciso per i dipartimenti, per distribuire le cariche presso i ministeri. Bonafede oggi dice tirare su il muro tra politica e magistratura. Bisogna tirare su il muro tra politica e magistratura. E questa conversazione Barbieri-Toro ci dimostra che questo muro, poi naturalmente oggi scopriamo, vedi La Verità di stamani, che il vice capo di gabinetto del ministro Bonafede si incontra con un magistrato inquisito nella vicenda Palamara CSM per discutere di nomine alla Procura di Roma. Molto interessante. Stessa roba 10 anni fa, 15, 20, 13 anni fa, 2006, questa intercettazione che viene riportata anche nel libro di Edoardo Montolli, Il caso Genchi, a pagina 476 e da lì in avanti. Dunque i due magistrati, Barbieri e Toro, dicono di come bisogna fare le nomine all'interno dei ministeri, il muro tra politica e giustizia e magistratura. L'organigramma è preciso, ci ha pensato Nello Rossi, segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, e Toro racconta come stia per diventare capo di gabinetto al Ministero dei Trasporti. Insomma, siamo al supermarket, al supermercato. Si parla di stipendi, di indennità, delle forze politiche varie, delle amicizie e della meticolosa scelta dei magistrati da inserire nei vari ministeri. Che cosa facciamo? Ce la ascoltiamo tutta. Quando sentirete parlare di nomi propri tipo Oliviero, non vi verrà difficile, collocando il tutto nel 2006, ricordare Oliviero Di Liberto, leader dei comunisti italiani, e gli altri li riconoscerete senza dubbio. Sono una ventina di minuti di chiacchierata molto interessante. Godetevela, e se avete il libro rileggetevela con i commenti molto ficcanti, Il caso Genchi di Edoardo Montolli. Barbieri Toro. Conversazione telefonica fra Vincenzo Barbieri e Achille Toro, 19 maggio 2006. Vincenzo Barbieri: sì, Achille. Risponde Achille Toro: allora, restando un attimo al discorso che stavamo facendo, tu non so se sapevi che l'anno scorso, nella veste ufficiale di presidente e poi con Di Canio e con Brutti, avevamo avuto una cena e però un'indicazione di un organigramma che avrebbe riguardato per una delle caselle più importanti qualcuno di noi. Io avevo escluso gli interessi per la giustizia, l'ipotesi era comunque di Ettore Ferrara. Sì, sì. Come capo dipartimento.
Si parlava all'epoca così, cosa che è rimasta fino a quando, insomma, sembrava che dovesse andare a qualcuno dei loro. Già avevano fatto un organigramma completo, con Nello Rossi, con un sacco di gente che aveva... Oh, invece con Mastella gli è saltato tutto, e con Amato pure gli sarebbe saltato, ma in modo un po' diverso, insomma. Oh, a questo punto io stamattina mi sono congratulato con Loris D'Ambrosio per la nomina che lui ha avuto di capo di quell'ufficio. Sì, Achille, a te la posso dire, siccome mi ha chiamato lui per ragioni sue, allora mi ha detto riservatamente. Io stamattina l'ho chiamato a lui e l'ho detto al capo mio, che già veramente gli avevo detto 15 giorni fa. A me Oliviero l'anno scorso mi chiese prima mi chiese un impegno e io dissi no, ma guarda, tra l'altro stavo in un momento in cui le cose ero super impegnate e compagnia, e poi mi precisò, guarda che però devo andare a fare il ministro e quindi ero interessato ad averti come capo di gabinetto. Dissi, Oliviero, che poi è l'unico politico che io ho invitato sinceramente insomma, e dissi, con te è un'altra cosa, insomma, il rapporto è diverso, poi ci conosciamo con le mogli, eccetera, quindi per te vengo senz'altro, non c'è nessun problema. Quando poi ebbi la mia storia a gennaio, da fuori mi chiamò, mi disse, Aki, guarda che non è cambiato niente dei nostri rapporti e di quello che ci siamo detti nel tuo salotto. Dico, va bene, ti ringrazio, poi vedremo, eccetera. Nel frattempo io ho avuto un altro tentativo di accoltellate, 2 tentativi di accoltellate pesanti alla schiena. Uno tramite uno della finanza, che mi sono salvato per fortuna, non so come, sempre l'aiuto di papà mio da sopra, insomma, non ho dubbi. Poi l'ho saputo dopo quando l'hanno chiusa, ma insomma, e poi un'altra, perché poi partono sempre dai nostri amichetti. A uno di questi un mese fa glielo dissi con chiarezza, proprio a Stefano Pesci. Dico, guarda, ora lasciamo perdere tutte le storie. Quando uscì un po' di storia sull'assegnazione che aveva della Mussolini, ti ricordi? Quest'altra questione che misero in mezzo Ciardi per il fratello, mandai a fare in culo Saviotti. Dico, guarda, io non lo so di che cazzo stai parlando, non mi ricordo neanche perché me l'hanno assegnato, comunque fai quello che ti pare. Lui aveva parlato con Salvi, con il segretario, insomma. Comunque quando mi viene a ritrovare un mese fa per spiegarmi che siccome lì si squagliava tutto il partito se nominava uno al posto di un altro, dice dopo le elezioni, no, dopo che avevano così per il rotto della cuffia vinto le elezioni, disse, a chi? Quindi io non vado sicuramente perché ho detto di no a tutti i miei, che se no ce li avevo tutti i ministri, insomma, purtroppo non li posso scegliere tutti io. E per cominciare resto pure io fuori anche per ragioni politiche, perché lui è uscito Bertinotti, evidentemente pensa di poter avere più spazio per lavorare, però se mi danno un ministero interessante, la cosa resta. Dico, guarda, vediamo prima che ti danno. Mi aveva parlato della ricerca scientifica onestamente, che è il suo obiettivo prioritario, i beni culturali si sapeva che non li avrebbero dati, e quando poi quella cosa lì all'ultimo momento l'avevano sfottuto, poi ridato, mi ha chiamato l'altro giorno e mi ha detto, a chi? Io subito dopo che è uscito da lì, prima di leggerlo sull'Ansa, ho detto, vabbè, fammi conoscere il ministro. E sono stato ieri con il ministro e mi pare pure un'ottima persona, tra l'altro, insomma, tra l'altro lui per correttezza nei confronti del ministro aveva detto, poi vediamo legislativo, gabinetto. E io ho detto, va bene, a me il legislativo da un certo punto di vista mi va pure meglio. Ieri parlando con il ministro, questo non ha nessuno. E quindi lui gli ha indicato un capo ufficio stampa, eccetera, e io domani lo accompagno al ministero. Gli ho raccolto il materiale per vedere e mi sarei orientato più per capo di gabinetto, sinceramente, perché ora io 2 cose. La prima, stamattina ho avvertito pure Nello, naturalmente, che mi ha detto che raccoglieva tutto il materiale dei precedenti per darsi da fare, ma comunque il mio posto è così ambito per cui, insomma, non mi faranno storie neanche quelli lì, insomma, della sinistra. E poi, venendo da sinistra, farà avvertire pure Berlinguer e questi altri. Oh, però volevo sapere proprio da te, perché dunque la richiesta intanto deve andare al Ministero della Giustizia, questo era già scontato.
Oh, lo deve fare il ministro, ma dobbiamo aspettare intanto la fiducia, quindi mercoledì. La prossima settimana puoi andare anche con la massima tranquillità, perché la prossima settimana è bianca, quindi il Consiglio Superiore. Sì, 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 certo, bravo, bravo, bravo. Senti una cosa, ma io passerei pure da te e mi farei dare qualche precedente di qualche ministro fatto bene, se tu me lo rintracci. Come richiesta? Come richiesta. Va bene, io lunedì mattina mi do subito da fare e poi ci sentiamo per telefono. Io non sono potuto andare a Perugia. Gli amici me l'avevano spostato di 2 mesi apposta, ma questi pare che stanno scrivendo la richiesta, ma se va bene tra 15, 20 giorni, se arriva prima delle elezioni del CSM sono contento, insomma, perché non è detto. Dice che stanno scrivendo da l'ho saputo anche tramite il mio avvocato, poi l'ho saputo da altra fonte completamente autonoma, sempre di avvocati, perché io con i colleghi non ho proprio voluto parlare, che come niente mi incriminano un'altra volta, per qualche altra cosa. Ne ho voluto che nessuno degli amici, che pure ci sta là, non sono potuto andare a Perugia perché uno dei 3 organizzatori è proprio uno di quelli che mi hanno inquisito. Ma tu pensa che sono andati a chiedere pure notizie a Ennio Seb, chi ci stava al mio matrimonio, per vedere se ci stava per caso quel Castellano, che ovviamente non ci stava perché, guarda, hanno fatto tutti gli accertamenti possibili. Ma questo mi fa pure piacere, perché così a un certo punto Certo, così li mandi a fare in culo. li mando proprio a ma l'ho fatto, e lo farò più pesantemente, perché grazie a Dio papà mio mi ha aiutato. L'ultima cosa l'ha fatta quello stronzo di Castellano, che ha fatto capire, nella cosa al Consiglio, che lui potrebbe aver visto il 12 luglio quella cosa che era arrivata il 13 e che era protocollata dal mio maresciallo, ore 14 del 13 luglio. E bada che quello mi avrebbe riaperto tutti i discorsi, se per loro sfortuna all'interno non c'era la data del 13 luglio firmata dallo spagnolo, per cui era inverosimile, ma sarei andato a prendere i biglietti d'aereo dell'avvocato, che era venuto tardi, perché per protocollare alle 2 vuole dire che era partito la mattina, però sarebbe stata un'altra volta una riapertura completa, insomma. E ho fatto una richiesta tramite il professor, che sta pure mio figlio, Enrico Gabrielli, al Corriere della Sera per 500, 250 mila euro, una cosa di questo genere, per forma, poi devolverò, ma insomma comunque una botta gliela faccio prendere, insomma. Senti, allora io domani mattina, se mi trovi un paio di cose riferite a Domani mattina. no, domani, lunedì mattina, scusa, domani vado domani vado. Va bene, te la cerco una cosa analoga, un qualche cosa di. Verifichiamo. Io questa cosa di Ettore ce l'ho quasi, perché ne avevo parlato stamattina con Loris, tra le ipotesi che circolavano, però lui sai non è che ma ti dà un però mi ha detto che stava per scontato, mi ha confermato il fatto che era uno dei nostri, tanto che lui dice, parlando con Mastella, avrebbe consigliato di fare si è fatto subito un po' di equilibrio, almeno formale, con qualcun altro. Io gli ho consigliato Martello, per esempio per i Verdi, che è uno pure tutto sommato un amico, insomma, con cui Ma per quale incarico? Sempre capo di gabinetto? no, capo di gabinetto è nostro, quindi dovrebbe essere Ettore. Ho parlato con Marcello, che stamattina per un problema che era rimasta in sospesa questa cosa, non in sospeso, di Perugia, gli avevo detto, però gli ho accennato questa cosa, sembrava brutto che non dicessi niente, insomma, poi lui mi ha dato sostanzialmente conferma per Ettore. Non lo stavo cercando, ma non mi risponde al cellulare, quindi non c'è. Loris diceva: "Qui se fa un capo di gabinetto nostro", perché è cosa pare scontata, insomma, del resto. È amico di Carlo Fucci da tanti di quegli anni. Tu al congresso di Caserta non ci stavi, ma stava solo lui che faceva il padrone di casa praticamente. E quindi il problema è di quanti ne conserviamo, non è di quanto. Quindi perciò te lo dicevo, perché tu Ma che aria tira? Li cacciano fuori tutti? Perché io adesso sto vedendo, no, ma tu devi parlare prima di tutto con Ettore probabilmente. Però insomma questo perché non sta neanche a casa. Ho parlato con il figlio al cellulare, si è dato insomma quindi
questo forse se ne riparlerà lunedì, ma comunque io lo do al 95%, perché era già concordato comunque che sarebbe stato il nostro. Con Brutti, poi ne avevo riparlato con Pino Berruti non più di 20 giorni fa, quando abbiamo fatto l'assemblea e la cena, insomma, a questo punto lui è napoletano e con Carlo, con Pino e con Coso avevano fatto il raccordo pieno per il futuro, perché c'è stato un momento un po', sai, di distinguo, come tu sai, a questo punto, e questo sarebbe una fortuna, perché anche per te, tu lo conosci bene, insomma. Sì, Ettore, lo conosco benissimo. Ma il problema che dicevamo con Loris, lui il problema di equilibri formali esterni li deve fare a livello di 2 capi dipartimento. Uno glielo deve dare a Magistratura Democratica. L'importante è scegliere persone che non diano che non facciano casini. Sai, inamovibile dovrebbe essere Augusta Iannini, ma anche... Oh, e potrebbe essere, ma Augusta già mi sembrava inamovibile prima, da un altro ragionamento che ho fatto con un'altra persona che ne aveva parlato come soggetto, che comunque conosce bene pure Fassino, insomma, voglio dire, e poi per il ruolo che ha pure il marito diventa complicato. Poi uno come Mastella non ci pensa proprio, insomma, non credo proprio. Figurati. Figurati, il marito lo conosce benissimo, vuoi che va a dire alla moglie che sta già là, vattene? E insomma, mi pare fuori luogo. E poi l'ispettorato e la giustizia minorile, che rimangono praticamente... Il capo dell'ufficio legislativo. Questo lo potrebbero dare... E io questo ho detto, il legislativo si può dare senz'altro, poi invece per il personale è un po' più pericoloso, anche perché poi lui ci vorrà qualcuno con cui vuole gestire in pace, Mastella, che è quello che... Beh, io credo che là si è fatta avanti, ora rimane tra me e te, che siamo fratelli, voglio dire, Gargani, il quale praticamente, essendo rimasto fuori da direttivi, essendoci questa situazione di Civitavecchia ancora... E lui ha il fratello, che quelli sono amici sicuramente con Mastella. Sì, ma me l'ha detto, già gliel'ho detto, mi ha detto che già ha telefonato ieri, mi ha detto dammi una mano. Tu non sai niente, ovviamente. Certo, gli ho detto, ma ti stai a dare da fare per il capo dipartimento, perché così, come dire, si risolverebbero tanti problemi anche, come dire, in seno al Consiglio Superiore. Cazzate che non riescono a decidere, per me, per lui, per Avezzano. Certo, ma va bene, ma quelli sono una manica di spessati, però insomma proprio di incapaci, come dici tu, di decidere. Insomma, non è che il problema... E quindi se Angelo andasse a capo dipartimento gestirebbe bene, per quello che si può dire bene, una cosa fatta da Gargani, però politicamente sarebbe un discorso molto conciliante per tutti quanti, perché poi Angelo è uno che queste cose le sa fare bene. È accomodante, sì. Con cortesia a sinistra le fa, voglio dire. Oh, e allora scusa, oltre al legislativo, che cosa si potrebbe dare a questi altri? Beh, secondo me si può dare innanzitutto la giustizia minorile, che è una materia molto importante, che è sempre vicina al sociale. Tanto ci sta quel cazzone di Priore che se ne vuole andare, che tanto non capisce un cazzo. No, perché lì un po' di spazi bisogna darglieli, nuovi, anche perché quello porterà pure della gente sua. È sacrosanto, è giusto, insomma. Tra l'altro ci stava ieri, oggi ci stava, non so dove lo voglia mettere, ci stava Giorgianni, anche Giorgianni che è il suo capo quando era alla Camera come vicepresidente. Della Camera ha già bloccato, mi ha fatto bloccare il provvedimento di ricollocamento in ruolo a Messina. Io gliel'ho bloccato e quindi adesso non so se lo voglia impiegare al suo interno come segretario particolare o capo segreteria, questo non te lo so dire, oppure se gli voglia dare un incarico, voglio dire, di altro. E poi ci sta il capo degli ispettori, che indubbiamente gliela può benissimo dare, perché è anche un incarico che... Però là si tratta di vedere se Miller, da napoletano, non ha rapporti interpersonali con... Ma tutti i capi dipartimento non se li può tenere, che la Iannini se la tiene, Angelo Gargani lo promuove. Eh beh sì, quella è una cosa, ma va via il capo, Cerrato, che... Cerrato se n'è andato e la prevenzione, ma la prevenzione appena è quella più ambita economicamente.
Ma quella la deve dare a sinistra, figurati. Avevo sentito dire che c'era già stato Ayala che si era affacciato quale contentino dell'esclusione alle elezioni. Sì, sì, e lui in che partito stava, Ayala? Ayala mi pare che fosse DS, che lui era stato nominato, eletto a Matera, nel Metapontino. Sì, sì, DS, era indipendente di sinistra, ma con con il PC di una volta. E poi ci stanno appunto minori e altre direzioni che praticamente andrebbe, se Angelo si dà da fare, il legislativo che è importante e il DAP, perché poi hanno fatto 5 sottosegretari. Come cazzo? Ma che fanno altro che democristiani? Quello sì, quello dicevamo con Gianni Ferrara stamattina, ma ci preoccupavamo della stanza, dove lo rimediamo? No, ma tu hai sentito Di Pietro, che il mio problema purtroppo sarà Di Pietro, perché già ha cominciato a litigare, no? In Consiglio dei Ministri la prima sera voleva pure i porti e io infatti temevo che li scippasse, poi tutti gli altri. Il ministro non sapeva di che stava parlando, quindi non ha detto niente, ovviamente, me lo ha riferito ieri, però dice che per fortuna gli altri, tutti quanti, gli hanno dato addosso e quindi ha dovuto rinunciare, insomma. Ma poi ha piantato questo casino per gli italiani all'estero e stamattina dice: no, non vogliamo fare più niente, facciamo cadere tutto. Cazzo, ti rendi conto? Se tu ritiri, te ne vai a casa pure tu o no? Ma questo è scemo proprio. E sto è scemo. Tra l'altro mi ha detto Bianchi, dice, questo è venuto con un pacco di carta, stava in fibrillazione, si muoveva, dice, io ce l'ho vicino proprio, accanto, nel Consiglio dei Ministri, si muoveva in continuazione, mi ha fatto venire la tarantella pure a me. Ma no, ma quello è scemo totale. Ah, ma tra lui e la Bonino sarà dura, eh? Fanno casino tutte le volte, pare. Ma questo, no, io ho detto a Gianni, che ovviamente mi ha detto, Aki, fai benissimo, per carità, però ora in questo momento non sa proprio dove sbattere la testa, insomma, tra l'altro probabilmente pure Gianfranco, Pecoraro Scanio, lo piazza a qualcuno delle agenzie, insomma. Lo ha detto lui stamattina, quando gli sono andato a parlare della mia ipotesi. Carlo Figliolia se n'è andato. Italo è un po' approssimativo, tu lo conosci, insomma, ci ha fatto fare. Carlo è andato. Sì, 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 ma è scoperto ancora, è ancora scoperto. No, più Pasquale Lapadura, che il Consiglio ha già depositato gli atti per l'incompatibilità. Quindi sono 4, voglio dire. E più, seppure Gianfranco, sono 5. Sono 5, sì, Gianfra, esattamente. Quindi chi è che si accontenta praticamente oltre che Nello Rossi? Dunque, no, Nello in un accordo forte, infatti lui puntava sul ministero. A me lo avevano dato sicuro per un capo dipartimento, con un ministro di sinistra vero. Tu dici che con questo non ci viene? Ma nemmeno, salvo un accordo molto forte tra le correnti, tra tutti i gruppi si può fare, perché lui è del 76, una cosa di queste. Quindi vanno dicendo sempre Rossi, perché loro lo vogliono, ma tanto si erano convinti che non ce lo facevano, perché io a quello stronzo di Cascini, che una volta dice, ah, ma sai, dico, sì, sacrificate gli altri vostri, che me ne importa a me e glielo fate trancugiare voi però a Capaldo e compagnia bella, perché noi, sai, poi siamo abbastanza rispettosi lì, Marini, già è un problema tra Marini e Silvana, perché Silvana scavalca a qualcuno, non può perché perde mezzo punto sul primo concorso per le omogenee, insomma, per le funzioni, perché lei aveva lasciato la requirente con il GIP, diciamo, dell'89, quindi. Sì, sì, ma Marini ha possibilità, eh? Questo è uno che... Certo che ha possibilità, è un coglione qualunque, però, cioè, voglio dire, è uno che pensa ad altro, però è il più anziano, ha tutti i titoli. E tu sulle attitudini come gli togli un punto? No, no, questo ho capito, però insomma è uno che sta in salotto invece che... Bravo, esatto. Il capo infatti è spaventato, dice che gli do? E dico che gli do? Lui a me mi piaceva solo economia, tu lo sai, quello era il compito mio.
Questi ho capito un mese fa, perché me lo ha poi spiegato un avvocato, che tutta la vicenda precedente era nata per togliermi quell'indagine, non l'economia e altre cose. Hanno utilizzato quel cretino di Schiavon per fargli dire due cose non vere, perché mio figlio non aveva uno studio di riferimento né allora né ora, tant'è vero che a gennaio ho dovuto cambiare. Invece lo avevano fatto come punto di riferimento di uno studio dove era amico del figlio, che stavano in classe insieme e dove era stato prima di essere avvocato. Insomma, in base a quello qualcuno glielo ha messo in bocca e poi ha saputo precisamente chi e chi gliel'aveva fatto uscire, sempre da uno di Perugina, la consulente di uno di Perugia, che guarda caso mi sta inquisendo, e a quel punto mi spaventarono perché dissi: ah, questi da Perugia erano scesi per spiegargli queste cose che avevano saputo riservatamente e contemporaneamente lo seppe pure il capo. Mi consigliarono: no, no, va bene, ma tu basta che lasci il gruppo. Sappiamo tutti che sei una persona per bene, anche chiunque ti difende. Gianni mi aveva detto: aspetta. Io invece dissi: ma a me chi? Soprattutto perché avevano messo in mezzo mio figlio, perché se no io ne ho avute tante, ne ho continuate ad avere, perché sono stato tolto da quell'indagine e poi so che non è andato avanti nulla, capito? Ma sono proprio questi cosi di la Lotti che hanno fatto i figli di Mignotta. No, la Lotti no, il primo chiaramente, è tutto lui. È tutto lui. No, ma quello gestisce per conto di altri, oh, doveva coprire, insomma. Lì tu ti ricordi chi era il presidente, chi ce l'aveva messo e come hanno fatto a fottere quell'altro di prima? E dopo si spartivano. Questo poi ho capito, secondo cose che mi ha detto poi un avvocato in tempi recentissimi, e mi ha detto, dice: guarda, non hai idea, ma nemmeno le cose che uscivano dalle carte dei consulenti, che uno lo avevo all'epoca indicato io, hanno utilizzato, perché dovevano chiudere assolutamente, hanno fottuto solo il primo, Calò, che avevo tirato fuori io, perché ci stavano le carte. Poi loro mi conoscono, a me bianco, rosso, verde non me ne fotte un cazzo di nessuno, non è che guardo in faccia a qualcuno. Se hai fatto una porcheria, hai fatto una porcheria, eh. Ma guarda, io ho scoperto, ecco perché alla fine, infatti l'ho già detto pure a Oliviero, qua anche il discorso della separazione delle carriere comincia a ha assunto per me un significato diverso rispetto al passato, perché questi concordano tra di loro, poi quando possono, tra una funzione e l'altra. Beh, ma hai capito, questi giocano sporco però. Hai capito? Appunto. Questi sono figli di puttana, voglio dire. Io a uno di questi, a Stefano, gliel'ho detto in faccia, dico: guarda, parlando da uomini, io so chi ha fatto la porcheria a Milano, a Perugia, al Consiglio Superiore e qua dentro. Per il passato ho sanato pure quel bandito di Castellano, perché 40 anni nella magistratura io ci credo ancora e non voglio da solo essere io a fare danno. Ma per il futuro qualunque cosa, per prima cosa metto in mezzo chi mi viene ad accoltellare. Proprio così ho detto a Stefano. Quando veniva a dirmi: ah, sai, quello ha parlato con Salvi, io non ho potuto far niente per la storia di Ciardi, quando è uscita quella storia, dico: guarda, io non so di che cazzo stai parlando, non me ne frega niente, fate tutti gli esposti di questo mondo. Poi abbiamo scoperto che avevamo fatto tutto rispettando le regole al 100% e glielo abbiamo messo in quel posto, perché in 65 hanno firmato, poi ha capito? E questi volevano per fottere a Ciardi e fottere al capo, poi oltre che a me, perché io poi avevo, sì, in mezzo ci finivo un'altra volta, però perché il capo mi avrebbe assegnato, io ero coordinatore del gruppo, dico: vabbè, senti, allora ci sentiamo comunque il lunedì, eh? Lunedì, va bene. Bene, allora avete sentito questa illuminante conversazione tra magistrati, che più illuminante di così non poteva essere e più chiara forse ancora rispetto alle vicende che avete letto sui giornali in questi giorni. Niente di nuovo sotto il sole. Intanto ci ha raggiunto in studio, come già vedete, il nostro ospite per Onda Libera, ma ne parliamo tra poco. Parliamo direttamente con lui, con Azuz Marzouk, con voi, che sarete chiamati anche a intervenire, e con Edoardo Montolli, il cui libro abbiamo citato prima a proposito delle vicende relative alla magistratura, il caso Genchi, storia di un uomo in balia dello Stato. Ma parliamo un'altra volta approfonditamente di questo.
Edoardo Montolli lo sentiamo perché, come sapete, è il giornalista, il primo, che insieme a Felice Manti ha scritto il libro Il Grande Abbaglio, dove ha messo in fila i dati, i fatti giudiziari e le carte processuali che ci hanno consentito di fare un quadro diverso rispetto a quello che era stato venduto dai mass media. Ci sentiamo tra poco. Avete ascoltato Sulla Notizia,